Continueremo ad esserci nel nome di San Marco. Viva San Marco! C'è anche Giampaolo Gobbo, ex segretario nazionale della Liga Veneta, a salutare l'apertura della sede di Mestre dell'associazione culturale Prima al Nord. E questa è già una notizia perché è la sua prima uscita pubblica dopo le elezioni di Treviso. In questa associazione è evidente la simpatia per Bossi e la distanza politica dall'attuale Lega e soprattutto dal suo segretario Flavio Tosi, tanto che tra il centinaio di persone presenti in via Felisati ci sono molti degli espulsi dei mesi scorsi, da Pizzolato a Vianello, da Paola Goisis a Santino Bozza. Gobbo evita le polemiche ma registra lo scontento di una parte dei militanti. Quelle che erano le basi della Lega, quelli che sono i principi della Lega, sono stati un attimo, secondo il mio punto di vista, travisati e c'è un cambiamento anche nella Lega e questo non tutti lo apprezzano. In programma entro Natale l'apertura di altre sedi a Venezia, Padova, Vicenza, Treviso e Belluno. Il calo dei tesserati nella Lega, a Venezia ad esempio, scesi da 2.700 a 700, dovrebbe avere ora un'inversione di tendenza. Questi sono bossiani che però purtroppo, come sapete bene, c'è chi è stato espulso come noi, chi è stato buttato fuori, chi in qualche maniera è stato anche umiliato perché andare a commissariare tutta un'intera provincia è stato veramente un delitto. Quanto a Flavio Tosi, l'accusa principale è quella di trascurare la richiesta di indipendentismo. Nei discorsi prima del taglio del nastro, lodi a Luca Zaia, ironia per il sindaco di Verona. Nel momento esatto in cui tu vai a candidarti o autoincensarti quali promotore del centrodestra oppure di tutto il nord Italia, non si capisce perché tu debba dimenticarti che sei segretario nazionale di una regione che è il Veneto quanto vale, e addirittura presentando la tua fondazione senza più nessuna insegna né morale né fisica di quello che era il tuo sinceramente movimento di appartenenza. Hai ancora la tessera? Tosi sta purtroppo italianizzando il Veneto, sta portando il Veneto sempre più verso l'Italia, quando invece la natura del Veneto è l'autonomia, l'indipendenza anzi. Quanto alla possibilità di vedere l'associazione trasformarsi in movimento, partito e quindi in liste con propri candidati, la sensazione è che pochi vogliono uscire già ora allo scoperto. Per ora noi non abbiamo questo tipo di intenzione, noi nasciamo per creare un contenitore dove, come abbiamo detto quando abbiamo fatto la presentazione, possono trovare spazio iscritti alla Lega, gente che ha subito ingiustamente sanzioni all'interno della Lega e gente che non ha rinnovato le iscrizioni.